A língua gorsa per me è una leia assai forte e cara cu ammogliante. Voilà. Quando è che avete imparato a parlare corso? Soprattutto sti pochi anni, quando sono buttati in Corsica, dopo una certa esperienza in astro, in continente, ma anche fuori d'Europa, ho rimparato in un corso sti pochi anni, ho scoperto nuove pratiche, nuove parole e questo è stato un piacere tanto. Balai che l'ho imparato veramente idea a livello di musica di sta lingua, ma dopo all'aspetto più tecnico, anche se è sempre assai imperfetto, comunque ho continuato a imparare. Ecco. Quando la dublate a lingua corsa? E beh, parlo corso appena tutti i giorni, a un lavoro sicuro perché all'università di Corti comunque faccio parte di Aida Odinca, anche ora di sicuro di Garudi in Corti di una lingua che si sente assai e poi di noi a un livello più intimo in casa posso che faccio parte di questa lingua di pratiche più intime in effetti. Chi rappresenta per voi a lingua corsa? Per cominciare, è vero che c'è veramente qualcosa di assai personale, assai interiore, perché è la lingua di dolcezza, in un certo senso. Dunque, il rigore di Delina, di Gantu, in un po' anche la lingua veramente di l'amore per me. Dunque, questo aspetto qui è assai intimo, ma di stato in un la lingua appena di l'apertura. Posto che, dunque, ho fatto studi italiani, e penso, e ne sono anche sicura, che la pratica e la conoscenza della lingua corsa per me è stato un aiuto migliore veramente per andare veramente in un modo di confidenza maggiore in Italia, anche in Messico, perché soprattutto un anno in Messico senza conoscere, senza aver imparato spagnolo a scuola, ma è stato veramente una conoscenza di un corso e forse di italiano a permettermi di lanciarmi e di avere così una certa pratica di radio, una confidenza. Come dite la bene di lingua corsa? Ciò che ci permette di dire che non è ancora morto, non è ancora gonfio, comunque il destino di questa lingua, è che cominciamo a trovare i mezzi per valorizzare appena questa brama e questa competenza quando la c'è. Abbiamo capito, e penso che è generale, che non basta mica l'insegnamento a scuola, dunque ogni pochi da 13, per esempio i media in particolare, hanno questo ruolo e dunque per me non è mica così terribile, sta bene. E voilà, piuttosto in un modo di esperienza sicura perché non si sa, ma per conto mio, in giro a me, vengo assai brama.